slogan. Allora, eccoci qua rientrati in studio. Allora, mi scuso già sin d'ora con tutti i telespettatori che sono in attesa di poter parlare e intervenire. Purtroppo passeremo ancora un paio di interventi vostri, dopo andremo avanti ovviamente con gli ospiti. Mi scuso già da adesso per chi si era prenotato per poter intervenire e non lo potrà fare, ma siete veramente in tanti. Allora, dovremo avere già un telespettatore in linea. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Sì, buonasera, sono Giuseppe da Castelfranco Veneto, buonasera. Buonasera signor Giuseppe, prego. Volevo dire una cosa, no? Prego. Visto che ormai che fanno furti, che rubano solo gli zingari. L'altro giorno un bancomat a Treviso si sono ammazzati, hanno rubato 100.000 euro e erano zingari. Poi un altro giorno verso Vicenza hanno fatto scoppiare un altro bancomat, erano zingari. Ma non sono solo loro, signor Giuseppe. No, ma sì, certo. Poi ieri l'altro Stacchio, che cos'erano? Erano zingari, che questi sono zingari. Allora, scusi, perché lo forze dell'ordine non possono andare negli accampamenti, vedono questi zingari vestiti bene, che non fa, con la macchina, si alzano la mattina alle 11 e chiedere che mestiere fanno. Non si potrebbe fare una cosa di questo genere qua. Non si potrebbe mettere sto zingaro che non ha lavoro, che non ha niente, che sappiamo che non lavorano, adesso e mettere un braccialetto, quei braccialetti elettronici per sapere dove vanno sta gente se vogliono rimanere in Italia. Adesso che costano anche poco. Mettiamo un braccialetto electronico allo zingaro che non lavora e mai lo vediamo dove sta andando. È una stupidaggine. Non finiamo dei braccialetti elettronici allo zingaro che non ha lavoro, non ha niente da fare, sappiamo assolutamente che è sapete un lavoro. E poi lasciarli là. Certo, è una proposta. Vediamo dove è andato, cosa ha fatto. È una proposta. Possiamo fare come diciamo che ce ne sono tanti di braccialetti elettronici, è una bella tecnologia questi anni qua. Adesso le rispondiamo. Spaccia droga, che non lavora. Certo. Signor Giuseppe. Come sei stato oggi? Cosa hai fatto? Grazie signor Giuseppe, adesso rispondiamo, rispondiamo subito signor Giuseppe Volpin. Io penso, il braccialetto elettronico. Tanti braccialetti elettronici, sono talmente tanti e fermi là che... Quanti sono? 200 milioni? Quanti erano? Adesso non ricordo neanche, non voglio dare un dato, non voglio... Milioni di euro. Però io dico, voglio rispondere, i controlli vengono fatti nei campi nomadi, vengono fatti. Il problema è, signor Giuseppe mi pare si chiama, signor Giuseppe, il problema è anche questo, che tanti di questi zingari qua sono cittadini italiani oggi come oggi, ed è difficile poterli anche controllare, è difficile anche fargli delle sanzioni di un certo tipo, però le posso garantire che per quanto ci riguarda, questo lo posso dire, tutti i controlli vengono fatti accuratamente, andiamo nei campi dove vivono e andiamo a verificare cosa fanno e cosa non fanno. Certo, benissimo, abbiamo un altro telespettatore. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Sì, pronto, buonasera, sono Paola, chiamo da Padova. Buonasera signora Paola, prego. Ma ho sentito su ospite parlare con causa dell'immigrazione. La sentiamo molto male, la sentiamo molto male. Perché a proposito di dati non riusciamo a sentirla signora, abbiamo un problema con... Vediamo se non riusciamo a capire quello che sta dicendo. Ci scusi signora, dobbiamo interrompere perché non si sente assolutamente, non riuscire a capire, ci scusiamo con la signora Paola. Allora, Roberto Marcato, siamo in chiusura di trasmissione. Sui campi nomadi, quello che è drammatico è che in virtù di una presunta cultura noi abbiamo queste enclave, queste zone franche di legalità dove dentro vivono delle persone che non mandano i figli a scuola, li mandano a mendicare, rubano, hanno la refurtiva là, non fanno la dichiarazione dei redditi, non sottostanno al regolamento a cui tutti noi sottostiamo, dobbiamo sottostare che è come dire, lo Stato di diritto. Non si capisce per quale motivo debbano esistere in Italia, che è un paese di diritto, delle zone franche di legalità.
Questo è quello che io non capisco. In virtù di che cosa? Tu se vivi in Italia vai a lavorare, fai la dichiarazione dei redditi, mandi i figli a scuola, li tieni puliti, non in mezzo ai topi, fai la dichiarazione dei redditi. Elettronico? Cioè, vuoi dire, no, non serve a nulla. No, questi vanno messi in condizione di vivere come tutti gli altri. Torniamo al punto di questa non sera. Non devono esistere campi nomadi. Cosa vuol dire campo nomade? È un ossimoro campo nomade, no? Perché campo fermo, nomade te viaggi, cosa vuol dire? Vuol dire ghiaccio bollente, è la stessa cosa. Torniamo al tema della serata. Allora, siamo partiti dal caso di Ponte di Nanto. Cosa facciamo per risolvere questo problema? Ma nell'immediato, io l'ho già detto e ne sono assolutamente convinto, cioè serve una presenza massiccia. Allora facciamo ritornare dai teatri di guerra tutti i nostri soldati in giro che costano in termini di vite umane e di soldi una roba spaventosa e non servono a nulla là. Li facciamo ritornare visto che quelli sono teatri di guerra, questa è una guerra civile, li facciamo stare qui a presidiare il nostro territorio per quanto? 6 mesi, un anno, finché non debelliamo, non facciamo pulizia nelle strade. Certo, benissimo. Gennaro Marotta, scuote la testa. Sono totalmente in disaccordo con l'amico Marcato, mi dispiace perché i militari in giro per le strade servono solo a fare le passeggiate. Ce l'hanno già detto i rappresentanti sindacali della polizia, delle forze dell'ordine, che effettivamente è così, perché non hanno la competenza e la professionalità che hanno naturalmente la polizia. Allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Bisognerebbe credere nella certezza della pena, perché cosa dobbiamo fare? Non posso dire cosa facciamo se poi non possiamo farlo, perché poi parliamoci chiaro, tu hai accusato tra virgolette il governo attuale che c'è. No, che, sì, è una bufala. Sì, no, ma per dire, gli operatori del settore lo sanno. Una volta, ma ricordiamo, e lo sa anche Marcato, lo direi dopo. Lo sa anche Salvini, io prima dalla fuga di spiegare un concetto un po' più alto, non ho detto che lo stalking è penale e sarà penale e rimane penale. Dopodiché qui facciamo però è proprio il segno di come strutturiamo la politica. Roger, guarda che Salvini è già tornato indietro dalla bufala. Era per dire che Salvini se n'è già accorto. Si mette il dito contro questa cosa qua, però non ci si ricorda, ad esempio, che la depenalizzazione del falso in bilancio, di tutti gli altri piccoli reati che poi comunque hanno portato grossi problemi allo Stato qualcosa italiano. Di più grave. Nel frattempo la Regione Veneto da 400.000 euro per i centri di violenza li porta a 200.000. Esatto. Quello ci sono dai, così non è possibile fare una trasmissione. Adesso il cellulare. Però voglio finire per dire che comunque sia, sennò chiudo così. È facile fare audience sul fatto allora lo stalking di qua e di là. Ma il governo Lega e Forza Italia, cioè il governo Berlusconi, ha depenalizzato dei reati che sono gravissimi comunque, che hanno comportato dei problemi all'Italia notevoli. E non c'è solo questo. Se non si ricorda, e concludo, hanno cercato anche, siccome dovevano sempre coprire le cose di Berlusconi, ci fu anche una proposta di legge che veniva chiamata la cittadini. Mi lascia parlare, io non ti ho interrotto su questo. La 100 processi, cioè 100 reati venivano annullati perché la loro depenalizzazione andava così anche a permettere a Berlusconi di non avere problemi. Sa tra questi quali c'erano? C'erano ad esempio quello dell'omicidio stradale, quando ammazzavano la gente in stato di ubriachezza, giusto per dire. E questi erano il governo di centrodestra, Lega e Forza Italia, che parlano male il problema del centrodestra e centro-sinistra. Marcato. Adesso arriviamo anche Mazzonetti. Io voglio uscire dalla polemica o dalla schematizzazione ideologica e vorrei lanciare un appello alla politica presente piuttosto che alla politica che ci ascolta, diciamo così. Perché credo mi sembra un po' sorda. Vabbè, ma io sono comunque fiducioso, io credo nello Stato, credo nelle istituzioni, credo anche nel valore e nel ruolo della politica e credo che si debba riappropriare di un ruolo che è quello proponente, che è quello di inventare, pensare il futuro. Allora, su queste cose l'appello nostro è: la politica insieme agli operatori delle forze dell'ordine si sieda intorno ad un tavolo e metta mano alla certezza della pena, perché è uno strumento che è indispensabile per noi, regolare, trovare un modo attuale, serio, razionale per gestire i flussi migratori, perché questo è una problematica che poi dopo si scarica sul cittadino.
razionalizzare il carrozzone della sicurezza. Io lo chiamo così, è un carrozzone, signori, questa sicurezza fatta in questo modo. Dare risposte più efficaci si può se riusciamo a razionalizzare bene la spesa e riusciamo ad ottenere un risparmio sulla scala che consente effettivamente di, da una parte, risparmiare dei soldi e anche di finalmente dare una dignità retributiva ai nostri colleghi che oggi non hanno e sono demotivati per questo, e questo è un altro aspetto della faccenda che insiste nell'offerta di sicurezza al cittadino, perché se io sono demotivato è chiaro che lo faccio poco e magari male il mio lavoro, e può succedere, soprattutto se, e non mi riferisco solo al fatto che chiaramente più mi pagano più lo faccio, bene, però è chiaro che vi è un rapporto abbastanza proporzionale e diretto in questo. Oltre a questo è chiaro che devo avere delle regole che siano chiare. Oggi i nostri colleghi sono sulla strada con regole di ingaggio che li espongono a tornare a casa dalle proprie famiglie e di doversi accollare l'onere di doversi difendere più che di fare il loro mestiere. Allora io credo che su queste 3-4 cose la politica possa finalmente trovare il modo di abbandonare per un attimo l'ideologia e di ragionare in maniera seria. Qui ci sono persone che come me, credo, fanno parte di una generazione, cioè una generazione dei cinquantenni, no? Adesso voglio fare uno slogan, no? Ma non voglio fare uno slogan, ma che penso su queste cose si possono confrontare in maniera seria, lucida e propositiva. Benissimo. Mazzonetto. Semplicemente io rimango basito che qualche rappresentante di una forza politica o più forze politiche che comunque rappresentano una fetta o 2 fette, 3 fette dell'elettorato si permetta di offendere, è stata fatta anche questa sera, offendere la professionalità dell'esercito in questo caso, perché questa sera si è offeso la professionalità dell'esercito, perché l'esercito presente nelle aree di guerra, l'esercito italiano presente nelle aree di guerra, con militari anche dell'arma dei carabinieri, oltre che militari normali, svolgono un'attività di polizia in queste aree, paesi, certo. Un'azione di polizia da parte dei carabinieri che è apprezzata in tutto il mondo, e questo qua va sottolineato. Quindi figuriamoci se queste professionalità venissero portate dall'estero e riportate a casa, che cosa farebbero di professionale all'interno di questo territorio, dove in questo territorio nazionale c'è un problema gravissimo che va affrontato con tutti i mezzi a supporto, finché la politica non si mette d'accordo e risolva il problema. Quindi lei è d'accordo con l'utilizzo? Ma assolutamente. In questa, perché siamo in una fase di emergenza, ci sono delle professionalità grandissime che vengono portate purtroppo all'estero e sono apprezzate da tutto il mondo, va bene? Sono apprezzate se vengono portate a casa sono veramente delle persone a supporto. Certo. Volpin. Ma io voglio concludere solo dicendo 2 cose. Io penso che le forze di polizia, come diceva il collega poc'anzi, sono anche un po' demotivati, un po' anche per il fatto, se noi pensiamo anche alla fase, i contratti che sono ancora fermi, non sono mai stati sbloccati. 2, parliamo sempre della fase delle chiusure, come abbiamo detto prima, parliamo di sicurezza quando che abbiamo uffici. Per esempio sento la novità della polizia postale, no, che non si chiude più. Non è assolutamente vero. La polizia postale è ancora nell'ordine di chiusura, è sono stati bloccati, sospesi per alcune situazioni che andiamo, quando che questo è un fiore all'occhiello della Polizia di Stato, punto. Noi questo dobbiamo, e poi non dobbiamo finirlo di pensare sempre che, lo voglio ripetere ancora, la sicurezza noi la facciamo, siamo in prima persona davanti a quei cittadini, a disposizione dei cittadini in qualsiasi momento. Non ha un colore politica, perché il cittadino deve sentirsi sicuro. Questo è quello che dobbiamo fare. Punto, basta, non c'è niente altro da dire. Benissimo, grazie Volpin. Domenic. Ma cose concrete, dobbiamo, dico molto velocemente, dobbiamo destinare maggiori risorse e anche uomini e donne ai sistemi di... E lo stiamo facendo, perché? Primo provvedimento. Nel riordino delle province cosa abbiamo detto rispetto a quel personale? In via prioritaria deve dare supporto a tutti gli uffici giudiziari, il che vuol dire sostituire quelli che oggi sono nelle procure e nei tribunali, agenti,
che magari fanno fotocopie, e ce ne sono, con quelli che fanno fotocopie, sto parlando, amministrativi, con il supporto amministrativo, cioè potenziando quel sistema. Questo perché concretamente, se no continuiamo a dire dobbiamo velocizzare la giustizia, ma come facciamo? Per velocizzare la giustizia dobbiamo potenziare il sistema della giustizia e dall'altra parte semplificare le norme perché siano applicate. Dopodiché razionalizzazione dei sistemi di polizia, sia interna, il che vuol dire forze di polizia, che esterna, che vuol dire rete della sicurezza, cioè integrazione fra il comune e la polizia di Stato, no? Per dire, prendo dentro tutti, perché è impensabile oggi agire in un regime di confusione, perché siccome le risorse sono limitate, io punto molto su questo, perché se continuiamo a dire ai cittadini che le risorse, no, che la ricetta è che le risorse sono illimitate, che i soldi li prendiamo chissà da dove, no, dobbiamo spenderli anche meglio, dobbiamo investirne di più, sono d'accordo, ma dobbiamo anche spendere meglio già quelli che ci sono, ragazzi, perché altrimenti stiamo raccontando una balla ai cittadini, io non sono abituato. No, non è una questione, qui ci vuole un po' di coraggio, perché è chiaro che ci sono delle resistenze al cambiamento, però io credo che con un po' di coraggio questo governo ha, credo, già alcune cose che, fra l'altro, ripeto, la cosa straordinaria è che non nascono dal governo, ma nascono dagli stimoli del territorio, cioè degli operatori del settore, che ci hanno già detto 10 punti di razionalizzazione rispetto a questo. Sono perché quando noi diciamo no, centrale unica di sicurezza, vuol dire, non è una banalità, qui vuol dire obbligare il comune e tutte le forze di polizia a farla veramente la centrale unica. La facciamo con la stessa velocità con cui abbiamo riformato il mercato del lavoro e gli altri ci provavano da anni, con la stessa velocità con cui stiamo rifacendo il Senato, gli altri ci provavano da anni, con la stessa velocità in cui gli altri hanno fatto la legge elettorale e noi la stiamo cambiando. Ho fatto 3 esempi pratici per dire che c'è un pezzo del Parlamento che chiacchiera e uno che lavora. In chiusura allora. Velocissimo. L'esercito. Cioè, lasciamo stare l'esercito o non l'esercito, lascio agli altri i grandi pensieri, le grandi strategie e le grandi riforme, che poi alla fine sono quelle che sono. Ci hanno messo 40 anni per capire che in Sicilia c'era la mafia, 40 anni, perché non la chiamavano mafia. Quando hanno denunciato che in certe zone c'era la camorra, ci hanno messo altri 20 anni per capire che c'erano. Quando hanno detto che la mafia, la camorra e l''ndrangheta erano al nord, ci hanno messo 35 anni per capirlo che c'era. Noi verremo qua fra 10 anni, siamo ancora qua a dire le stesse cose. Sa perché? È pessimista lei, Biolcati? No, non risolviamo il problema. Ma non sono pessimista, non è pessimista, vuol dire essere realisti, perché fare gli spot è facile. Poi, vede, praticare, cioè stare e fare le cose pratiche è molto più difficile. Allora, secondo me, invece di fare gli spot, prima fai e poi dici quello che hai fatto. Prima li devi fare, senza sbandierarli, prima li fai. Prima, non so, alla questura, faccio un esempio, questura di Padova, nel comando provinciale dei carabinieri, nella finanza, arrivano 500 agenti preparati perché a monte la scuola funziona bene e li ha preparati bene, vanno sul territorio. Prima lo fai e poi lo dici che sono arrivati, che sono sul territorio. La gente li vede. Della questura di Padova. Allora, ragazzi, prima metti le cose in opera e poi vai in televisione e dici ho fatto questo, ma c'è, lo tocchi, è tangibile. Allora la gente comincia a prendere fiducia nella politica, nelle istituzioni, si rivolge meglio anche alle forze di polizia e soprattutto, lo ripeto, a una persona che in questo momento governa come ha governato lui, hanno governato anche gli altri, a tutti e due glielo dico, tagliate le spese a monte, se volete ritrovarle a valle, perché quando si fanno certi provvedimenti a volte si fanno dei debiti e non servono a niente. Giulio, scusi, Biolcati, a Stacchio cosa diciamo? Al signor... No, io con quella persona lì sono solidale, non è che non sono solidale, ma sono solidale anche, attenzione, io sono solidale con quella, ma sono anche solidale, scusatemi, non voglio leccare il culo a nessuno qua dentro, sono solidale con quei poliziotti che per inseguire una persona hanno un incidente con la macchina e devono pagarsi i danni, sono solidale con quei carabinieri che hanno sventato la rapina ma si devono pagare l'avvocato per difendere
difendersi in tribunale, sono solidali con quei finanzieri che facendo il proprio dovere magari rischiano penalmente determinate cose, sono solidali con quei magistrati in prima linea che sono abbandonati dalla politica e anche dall'opinione pubblica. Certo. Volpini, dobbiamo chiudere. Sì, voglio dire solo perché non voglio lasciar passare il messaggio che le forze poliziali, al di là di tutti i problemi che hanno, e ne hanno tanti, noi siamo sempre a disposizione, cioè lo voglio dire sempre, al servizio del cittadino, in qualsiasi caso, in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione. Che abbiamo macchine, non ne abbiamo, che noi ci siamo sempre. Perché avete lo spirito dello Stato, perché noi ci crediamo, perché c'è lo spirito dello Stato. Lo voglio far passare questo messaggio, al di là di tutti i problemi che abbiamo. Perché esiste lo spirito dello Stato. Certo. Bene, grazie a tutti quanti voi, grazie a tutti quanti voi che avete animato questa serata, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, mi scuso ancora con quelli che non sono potuti intervenire in diretta telefonicamente, noi torniamo venerdì prossimo alle 21 sempre con TV7 Match, buona serata e buon proseguimento, arrivederci.